Buon pomeriggio e bentrovati per l'edizione delle 15 del nostro telegiornale. Anche oggi tante notizie da seguire insieme con la cronaca che abbiamo raccolto in redazione in queste ore e soprattutto anche oggi il piacere di poter conversare con un ospite che vi presento subito. Si tratta di Francesco Lucianetti, benvenuto. Grazie, molto gentile. Francesco Lucianetti nasce come architetto, in realtà lo conosciamo soprattutto qui a Padova per una serie di opere molto importanti, opere di grafica, opere di scultura, opere che gli hanno permesso di creare vivacità anche culturale intorno alle principali istituzioni come il comune, come l'università, e per parlare in piccolo anche delle cose di casa nostra è l'autore delle illustrazioni delle tavole che hanno celebrato i 100 anni di storia della difesa del popolo. Ed è proprio un fantasma. Sì. Ed è proprio di illustrazioni che parliamo anche oggi, Lucianetti, perché vogliamo presentare questo libro. Lascio a lei il compito di dire il titolo intanto. Croce Verde Padova 100 anni insieme, perché il connubio tra la Croce Verde e Padova è talmente stretto che non si può dividere la storia di uno da quella dell'altro, per questo è il titolo. Quindi necessariamente una storia che procede su due binari, tra l'altro una storia molto interessante per come è stata costruita, utilizzando la tecnica del fumetto, però Lucianetti non sveliamo troppo, teniamo qualche cosa anche per la parte finale di questo telegiornale, che è quella che vedrà appunto la conversazione con lei come fulcro. Allora intanto le tolgo la parola, vado avanti con le altre notizie che sono arrivate in redazione. Jennifer non fu sepolta viva, è quanto emerge dalle motivazioni della sentenza d'appello che ha confermato 30 anni di carcere per Lucio Niero, reo confesso dell'omicidio della fidanzata Jennifer Zacconi, la 22enne di Olmo di Martellago, assassinata al 9° mese di gravidanza dal padre del piccolo che portava in grembo. Il giudizio d'appello, che attribuisce a Niero l'aggravante per la provocata interruzione di gravidanza, stabilisce che Jennifer morì per soffocamento ma prima di essere sepolta. Cadono così i dubbi emersi in primo grado sul momento della morte della ragazza. Il difensore di Niero, l'avvocato Alessandro Compagno, ha già comunque annunciato il ricorso in Cassazione. Le nostre speranze di ottenere giustizia si vanno via via affievolendo. Ormai abbiamo capito fin troppo bene come funzionano le cose in Venezuela, lo affermano i genitori di Elena Vecoli, uccisa il 27 settembre del 2006 a Los Roques in Venezuela mentre era in luna di miele. Pare ormai assodato, scrivono in una lettera i genitori della ragazza, che era originaria di Pordenone e viveva a Firenze, che si sia trattato di uno scambio di persona. La spedizione punitiva che ha causato la morte per asfissia di nostra figlia è ridotto in fin di vita suo marito, aggiungono Rosanna Filippetto e Adriano Vecoli, era con ogni probabilità indirizzata verso altre persone, forse i titolari della posada. I responsabili materiali, ricordano, sono stati subito individuati e su di loro pende un mandato di cattura, ma sono tuttora latitanti e le nostre speranze di ottenere giustizia si vanno via via affievolendo. Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Padova hanno arrestato 2 persone per spaccio di stupefacenti. È accaduto durante un servizio di controllo nei pressi della stazione ferroviaria. Gli agenti hanno individuato un veneziano che contattava tossicodipendenti dai quali si faceva consegnare del denaro. Quindi hanno seguito il gruppo e hanno intercettato anche un nigeriano che li stava raggiungendo per consegnare 2 dosi di eroina e una di cocaina. Il veneziano e il marocchino sono stati arrestati mentre la droga e il denaro sono stati sequestrati. Aiuti agli investimenti delle nuove imprese femminili e giovanili per un importo complessivo di 15 milioni di euro sotto forma di contributi a fondo perduto. È il nuovo tassello a sostegno dell'economia veneta messo a disposizione dalla Giunta regionale veneta. Nel contesto della programmazione comunitaria per gli anni tra il 2007 e il 2013 sono stati infatti approvati 2 bandi destinati in particolare a favorire proprio l'imprenditoria rosa e quella giovanile. I 2 provvedimenti, con un finanziamento di 7 milioni e mezzo di euro ciascuno, prevedono un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale rivolto alle nuove imprese costituite dal 1° gennaio del 2008 prevalentemente da donne o da giovani tra i 18 e i 35 anni. E ora anche una notizia curiosa: un serpente lungo oltre 1 metro è stato trovato e prelevato dalla polizia locale di Jesolo all'interno di un appartamento al piano terra nella zona di Piazza Torino. Il rettile, che appartiene ad una specie innocua, si era nascosto dietro una centralina elettrica. Dalla metà di giugno a oggi nella zona di Jesolo e nei comuni vicini sono stati segnalati all'interno di condomini 9 serpenti, tutti fortunatamente innocui. Uno aveva trovato rifugio nel vano ascensore, un altro in un portaombrelli e uno perfino in una cassetta delle lettere.
procedere. Una volta prelevati gli animali, la Polizia Municipale, in collaborazione con il Civico Museo di Storia Naturale di Jesolo, ha provveduto a liberarli lontano dai centri abitati. Parliamo ora di calcio, dal momento che si è giocata ieri sera il primo turno infrasettimanale di Serie B, più numerosi del solito i tifosi negli stadi a seguito di Padova e Cittadella, non solo perché le partite sono state disputate in orario non lavorativo, ma anche perché si trattava di due match particolarmente importanti. Il Padova ha infatti giocato in trasferta contro il Torino, una delle squadre favorite del campionato, imponendosi per 1-0, mentre il Cittadella ha vinto in casa il derby contro il Vicenza per 2-1. Ma sentiamo tutti i particolari in questo servizio di Elisabetta Corazza. Vincono con una rete di vantaggio sui rispettivi avversari entrambe le squadre padovane nella sesta giornata di campionato di Serie B. In uno stadio tombolato Cremito, che come era prevedibile ha registrato il record di spettatori, si è giocato il derby Cittadella-Vicenza. Sommato credo che la squadra, anche con qualche difficoltà, però ha tenuto bene il campo anche prima di subire il gol. Certo che poi c'è sempre stata una reazione, un'ottima reazione, e meritatamente credo che abbiamo vinto questa partita. Un altro successo per la squadra allenata da Foscarini, davanti ai propri sostenitori e un folto pubblico avversario stipato nell'unica curva dello stadio. Un pubblico, quello vicentino, che ha cantato per tutti i 90 minuti di gioco, incitando la propria squadra e a tratti contestandone la dirigenza, per poi esplodere in un boato incontenibile alla rete del momentaneo vantaggio siglata dal giocatore del Vicenza, Botta. Sono poi seguite le due reti degli attaccanti cittadellesi, Junco e Ardemagni, che hanno regalato la vittoria ai Granata. È girata completamente purtroppo, scusate, questo è il rammarico più grande, perché onestamente anche poi abbiamo provato a fare la nostra anche dopo aver subito il pari e purtroppo abbiamo subito questo gol nel finale. Ma gli applausi più calorosi della serata sono stati riservati al passaggio lungo la pista di atletica delle mascotte delle due squadre. Durante l'intervallo tra i due tempi di gioco, la Torre Cittadellese e il Gatto Vicentino hanno infatti salutato il pubblico e si sono date appuntamento a Vicenza per il match di ritorno. E mentre il Cittadella ha vinto in casa, allo Stadio Olimpico di Torino il Padova, con il suo gioco e la sua prestazione, ha deliziato gli occhi dei 300 tifosi giunti nel capoluogo piemontese al suo seguito. Ha incantato ed emozionato la rete della vittoria siglata allo scoccare del quarto minuto della ripresa da Totò Di Nardo, diventato a forza di gol l'idolo della tifoseria biancoscudata. Con questi 3 punti conquistati contro un avversario blasonato e candidato alla promozione come il Torino, il Padova balza al terzo posto in classifica, posizione che fa sognare i tifosi sebbene il campionato sia ancora lungo. E siamo arrivati al momento della chiacchierata con il nostro ospite, Francesco Lucianetti, architetto in origine ma artista poliedrico, direi difficile anche riuscire a sintetizzare in una formula. Faccio ancora l'architetto. Certo, però è più facile conoscerlo attraverso le opere di grafica, attraverso le medaglie che ha realizzato. Perché quelle sono firmate, le case. È vero, anche questo. Faremo un libro, magari può preparare un libro di illustrazioni legato alla sua architettura, magari si fa un viaggio immaginario, potrebbe essere uno spunto. Oggi però vogliamo parlare di un altro libro, che è questo dedicato alla Croce Verde e a Padova, un binomio, come diceva lei all'inizio del telegiornale, un binomio inscindibile, imprescindibile, che dura quasi ormai da 100 anni. Direi ormai 100 anni, mancano 4 anni. 4 anni, però qualcuno potrebbe anche essere pignolo, ma veramente sono solo 96, in realtà insomma quasi un secolo di vita, che è stato condensato in quest'opera veramente molto bella, molto bella, al di là del segno grafico di Lucianetti che ormai conosciamo, ma anche proprio per come è stata concepita. È una storia che si racconta intanto attraverso la tecnica del fumetto. Come mai questa scelta? Per una passione sua nei confronti di questa formula espressiva, o per cercare di raggiungere in maniera semplice e veloce quanta più gente possibile? È una passione mia espressiva, perché effettivamente una cosa disegnata per me è un racconto, per lo stesso motivo per cui è stato disegnato, è un racconto. Certo. Ma io penso che tra tutte le cose, tra tutti i linguaggi umani, quello visivo sia il più diretto e più immediato. Tant'è vero che, se lei ci pensa, quando si parlava nell'Ottocento e nei primi del Novecento degli scrittori, si diceva: scrivono così bene che ti fanno immaginare e ti fanno vedere. C'è stato anche un periodo della musica, quando ad esempio ha scritto Mussowski la sua musica, in cui c'era questo tentativo di far vedere attraverso la musica le immagini. Quadro in un'esposizione è un esempio di questo, no? Perché ha fatto addirittura
con sistemi diversi musicali, come si chiama, Le grandi porte di Kiev, l'antro della strega, certo. I ragazzini che giocano nel parco, cioè un meccanismo di arrivare alla possibilità visiva della cosa. Allora il fumetto è talmente immediato in questo discorso che se si vuole raggiungere, credo, delle persone con meno tempo disponibile o più disattente, il fatto di fargli vedere un'immagine forse blocca l'attenzione della persona. Cattura proprio. La cattura. E da che cosa è stato catturato lei invece in questi 100 anni di storia della Croce Verde, che ha voluto trasferire poi anche nei fumetti? Quali sono stati gli aspetti che più l'hanno affascinato o che più l'hanno colpito? Faccio un minimo di storia di questo racconto qui. Io questo racconto qui avrei dovuto finirlo a Natale. Non l'ho finito a Natale perché l'avrò rifatto perlomeno 2 o 3 volte, perché effettivamente le scene che avevo realizzato, perché io faccio le scene divise e poi le assemblo, no? Le scene che avevo realizzato erano sì delle scene belle, ma erano una cronologia di storia, di eventi. Non era lo spirito che volevo che venisse fuori, perché la Croce Verde, uno vede passare queste ambulanze, ha un meccanismo di collegamento un po' con le USL, un po' con la Croce Rossa. Invece andandoci dentro è un oggetto diverso, cioè è un corpo vivendi, no? Non chiamiamolo oggetto, certo. Che è differente perché è fatto di persone che collaborano assieme. Si ricorda che una volta c'era quel senatore romano che aveva detto che per fare una cosa, per fare una città ci voleva chi lavorava, chi decideva. Ecco, la Croce Verde è qualcosa del genere. Funziona così, quindi un meccanismo complesso. Sì, di cui tutti sono indispensabili. No? Ognuno fa la sua parte, c'è un certo meccanismo piuttosto rigoroso di gerarchia, certo, e di organizzazione che non può mancare, ma comunque la cosa basilare è che effettivamente tutte le persone agiscono all'interno di questo con grandissima buona volontà, non per nulla c'è volontariato, e moltissimo rispetto, con un effetto, tra parentesi, umanitario notevolissimo. Cioè, non sono degli infermieri o dei medici, senza voler togliere nulla all'infermiere, indubbiamente, ma sono dei fratelli maggiori o delle mamme che accompagnano i malati o gli anziani. Quindi c'è una componente umana più accentuata in qualche modo, sì, messa maggiormente a disposizione, sì, di quelli che possono essere i ruoli professionali in senso stretto. Volevo chiederle un'altra cosa, c'è una storia nella storia che si lega ai volti, a molti dei volti che sì, rappresentano i personaggi, che caratterizzano i personaggi di questa storia. Ce la vuole raccontare? Sì, a parte un subdolo tiro che ho fatto al Presidente, facendolo diventare un personaggio della storia che praticamente continua per tutti e 100 anni a essere presente. Presidente, ricordiamolo, Giorgio Ortolani, che sì, è stato all'oscuro fino alle tavole finali. Scherzo, insomma. Praticamente c'è una storia, non l'ho inventata io, che dice che la Croce Verde è stata creata da Monpurgo una sera che andando fuori ha visto un ferito, l'ha aiutato, insieme con degli amici ha pensato che fosse una cosa di massima civiltà l'aiuto dei bisognosi e dei feriti in modo moderno e dinamico. Perciò questa non l'ho inventata io, ma la persona, certo, che viene assistita, io l'ho fatta diventare poi il milite che viene aiutato a sua volta quando è anziano, come il vecchio che l'ha istruito, quando lui è entrato a far parte della Croce Verde, diventa l'attuale Presidente, cioè è l'attuale Presidente, come se ci fosse una continuità nello spirito della, certo, Croce Verde. Certo, che di fatto c'è. Che di fatto c'è. Non tanto nelle persone, ma proprio nello spirito, come se ci fosse una specie di, come si potrebbe dire, di staffetta, sì, in cui c'è il testimone che viene passato, cioè, di eredità che viene trasferita di persona a persona. E le altre immagini, quelle che riguardano l'aspetto più storico, da dove le ha ricavate? Beh, lì ci sono dei grossi cose, ad esempio io ho sempre pensato che per fare un'immagine storica, se non ci sono delle fotografie documentate che possono aiutare, come ad esempio qui ci sono dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi, bisogna cercare di ricreare quella che era l'atmosfera dell'epoca. Allora io lì ho preso tutta una serie di immagini
e le ho inserite all'interno di questa... Vediamo se con l'aiuto delle nostre telecamere riusciamo a farvi vedere alcune delle tavole che hanno caratterizzato, quindi una grande ricerca anche iconografica in qualche modo che sta alla base di quest'opera. Vedete proprio un segno molto bello, molto caratterizzato, un'attenzione per i particolari, anche queste vignette che si inseriscono in maniera sobria, però devo dire, non sono le parti scritte, non sono mai una forzatura rispetto all'illustrazione e anche viceversa. Quindi un grande equilibrio, una storia... Tenga presente che ad esempio lì tutte le immagini che riguardano il ristorante dove si era, che io chiamo Oca Morta, qui c'è un'altra storia. Quelle lì sono le immagini interne dello storione, no? Era impossibile che a quell'epoca potesse essere andati allo storione, ma io avevo le immagini dello storione e ho voluto inserire quelle. Altre immagini come quelle degli aeroplani o dei mezzi bellici sono reali, quegli aeroplani esistono sul serio e sono quelli che hanno realmente bombardato Padova. Come anche i carri armati, i gas sono presi da immagini reali di guerra. Quindi grandissima attenzione, grandissima aderenza a quella che è la realtà anche per le cose. Delle immagini di quei tempi. Anche per le autolettighe, dove adesso c'è questo meraviglioso museo della cosa della Croce Verde, dei mezzi di trasporto della cosa dell'assistenza, queste sono tutte immagini reali, nessuna è inventata. Le chiedo un'ultima cosa, Lucianetti, perché ormai abbiamo solo un minuto a disposizione. Prego. Questa è l'ultima opera ad illustrazioni fino ad ora, ma immagino che lei avrà già dei progetti per il futuro, dei sogni realizzabili oppure dei sogni comunque che le stanno girando nella testa? Sogni ce ne sono tanti, sogni realizzabili dipende da come si trova, qual è l'editore che si riesce a raggiungerlo per realizzarli. Io ad esempio stavo pensando a un fumetto sopra la vita di Galileo, perché io ho fatto altri 2 fumetti, uno sui Carraresi per la provincia di Padova e su uno del Zelino da Romano, e sono tutti e 2 personaggi che sono stati condannati al dimenticatoio, i Carraresi dai veneziani e il Zelino da Romano per una bolla papale che lo condannava alla damnatio memoria. Chi veniva scomunicato veniva condannato alla damnatio memoria. Allora volevo tirare fuori Galileo Galilei come terzo padovano condannato alla damnatio memoriae, che si è salvato solo per la biura, ma tutto il meccanismo era in movimento, era uguale, e volevo fare questo trittico. Quindi dobbiamo trovare un editore a questo punto. Dobbiamo trovare un editore, perché io avevo avuto delle possibilità di collegamento anche con l'Università di Padova, che purtroppo, e mi dispiace molto dirlo, sono svanite perché il professore che seguiva questo è deceduto, perciò non può più seguire queste cose qui. Però diciamo che l'università sarebbe l'interlocutore privilegiato e anche ovvio per certi aspetti. Sì, sarebbe l'università, ma penso che anche tutta Padova potrebbe essere, tutti quelli che in un modo o nell'altro hanno avuto in Galileo una rispondenza dell'immagine padovana potrebbero essere. In qualche modo dovrebbero sentirsi coinvolti. Purtroppo abbiamo terminato il tempo che avevamo a disposizione, ci farebbe piacere comunque averla ancora ospite per chiacchierare ancora di temi legati alla grafica, all'illustrazione, alle sue medaglie, magari avremo modo di ritrovarci allora in questo studio. È stato comunque un piacere intanto averla qui con noi per parlare della Croce Verde e di quest'opera, questi 100 anni tradotti in illustrazione. Aspettiamo allora ancora Francesco Lucianetti in questo studio prossimamente. Molto volentieri, grazie. E per quanto riguarda l'informazione invece io vi aspetto alle 16:30 con l'edizione flash del TG. A più tardi.